la storia è piena di sorprese, quindi il Catania non dovrà prendere alla leggera questa gara, ma dovrà fare la partita con personalità e subito mettere le cose in chiaro. Non sarà semplice perché la Mariglianese è reduce dalle ultime 3 vittorie nelle ultime 5 gare, quindi dà segni di vitalità, non è una squadra spacciata, se la giocano fino alla fine. Vedremo che tipo di partita sarà. Intanto giocano con una difesa 3, quantomeno questa è stata la prima parvenza, anche se sulla linea del fronte offensivo della Catania si schierano i 3 centrali, così come li abbiamo già indicati, con Piscopo e con Monteleone. Massaro è andato a fare il terzo della linea difensiva di questa squadra. In questo momento mi sembra proprio un 4-3 o un 4-1, perché la difesa è a 4 e perché c'è un uomo davanti alla difesa, e vedremo se seguiranno questa linea di sistema tattico. Monteleone all'indietro per K, protagonista di una stagione in chiaroscuro con il Paternò, poi dirottato tra le fila della Mariglianese. All'indietro il Catania con Somma, con i piedi chiamato a intervenire Betters. Partita iniziata da 1 minuto, pantaloncini bianchi, casacca bianconera per la Mariglianese. Ricordiamo la partita di andata non venne disputata nello stadio di Marigliano, ma andammo praticamente ad un passo da Napoli. Ultimo passaggio che non produce effetti, chiude invece Maidana, giocatore argentino di questa squadra, il capocannoniere, nonostante non frequenti il fronte più offensivo della formazione allenata da Pasquale Sena. Dialogano stretto i giocatori della Mariglianese, lo scambio poi per Bacio Terracino, ultimo tocco e c'è la rimessa con le mani a favore della formazione ospite. Partita iniziata da 2 minuti finora, fasi ovviamente preliminari, fasi di studio. La Mariglianese non si è andata a chiudere con tutta la linea difensiva arroccata, quella di centrocampo. Bacio Terracino gioca all'indietro per Piscopo, che assume una posizione centrale. Ovviamente bisognerà comprendere se i 3 della linea difensiva avranno poi il supporto costante di Esposito, che invece è un terzino di fascia, o Esposito avrà il compito di snodarsi sul fronte più offensivo, lasciando invece proprio quel fronte a Monteleone, che sta per battere il calcio di punizione decretato dal direttore di gara quando sono trascorsi 2 minuti e 50 secondi all'inizio di questa partita. Ancora una volta Monteleone, la rincorsa, poi con la piede mancino, sciabolata a cercare l'inserimento sul fronte opposto, chiusura facile da parte di Castellini. Ultimo tocco e rimessa con le mani a favore del Catania, lo stesso numero 27, servizio per Lodi, senza guardare. Lodi cerca di andare a trovare una slot lì davanti. Dialogo fresco anche della formazione della Mariglianese, giocano di prima intenzione. Somma d'autorità arriva poi nel tentativo di mettere in movimento sul fronte difensivo di destra il Catania, con Rezzo inquadrato, e la boccia comunque l'autore dell'ultimo tocco. E adesso già possiamo cominciare a delineare un po' questa linea difensiva, dove francamente della Mariglianese, dove Esposito comunque ha compiti di andare a contenere su un fronte che è quello più pericoloso del Catania, dove gioca Chiarella. Attenzione perché c'è Lodi, la mette proprio sulla corsa di Rizzo, che riesce a mantenere il pallone sul rettangolo di gioco destro e poi sinistro. Arriva Chiarella, il pallone alto sulla traversa. I primi applausi per il numero 31 della formazione rossazzurra. Sì, ti confermo, Angelo, che la Mariglianese si schiera con un 4-3, dove Esposito, Monteleone, Piscopo e Massaro formano la linea difensiva, dove Di Giordano gioca davanti alla difesa, Oliva è il mezzo destro e Maidano è il mezzo sinistro, e i 3 attaccanti sono Fiorillo, Cacciottolo e Bacio Terracino. Cacciottolo mi sembra che sia giocatore in posizione più centrale, quello che praticamente ha compiti
marcatamente offensivi, mentre sui fronti laterali probabilmente Baggio Terracino l'abbiamo visto dare manforte alla linea di centrocampo, pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, un rimbalzo prima che giunga tra i guantoni di Peters, servizio per Francesco Lodi, avanza palla al piede, Lodi prova un servizio sulla traiettoria, però c'è Oliva e adesso ancora una volta Cacciottolo prova a fare densità in mezzo al campo, l'arbitro ferma il gioco, comanda il calcio di punizione a favore del Catania. C'è stato un ottimo intervento difensivo di Somma, che è cresciuto tantissimo in questa seconda parte del torneo, ha acquisito un'ottima condizione fisica. Attenzione perché c'è il Catania, è incredibile, e poi l'errore sotto misura dopo che era stato Chiarella a mettere il pallone in mezzo per l'inserimento successivo, ma ci è arrivato di controbalzo. Guardate Chiarella, il controllo col destro, la parata, poi l'intervento di De Spinis che è andato praticamente sulla traiettoria del pallone, ma gli è rimbalzato proprio alto quasi sul ginocchio, non è riuscito ad indirizzarlo bene, ma Chiarella è uno di quei giocatori che vanno praticamente tenuti al guinzaglio proprio per questo motivo. La scelta del tecnico Sena è stato quello di mettere probabilmente un uomo più arretrato sulla linea difensiva, anche se lì mi pare che il passo sia completamente diverso. Sicuramente Chiarella ha conquistato i galloni da titolare nel girone di ritorno appena si è ripreso dall'infortunio, ed è indicativo come il Catania giochi tranquillamente con 5 under, avendo in panchina giocatori come Sarno e come Russotto che potrebbero sostituire Chiarella. È un peccato che Chiarella debba ancora probabilmente restare qui in zona soltanto per questa stagione, mentre c'è un'azione all'interno dell'area di rigore, intervento pulito da parte di K, non sul portatore di palla ma direttamente sulla pallone. L'arbitro ha visto bene, non ha comandato nessuna sanzione disciplinare, neanche il Catania ha recriminato per la mancata concessione di un calcio di rigore. Nel frattempo Castellini, il controllo di Castellini, la palla che viene messa fuori, la rimessa con le mani, con calma. Adesso arrivano i giocatori della Mariglianese già aggrediti dal Catania, e guardate come è stato Rizzo che aveva perso comunque il contatto con il pallone, poi De Luca che aveva provato a prolungarlo con la punta del piede, nessuno è arrivato, e adesso gioco fermo per comandare il calcio di punizione. È stato praticamente messo a terra Oliva, che adesso si rialza, non ci sono comunque traumi particolarmente significativi per il numero 8 centrocampista della formazione di casa. Giordano adesso la giocata là davanti nella terra di nessuno, dove però soltanto Peters riesce a controllarla, esce in sicurezza l'estremo difensore della Catania prima di dare un servizio a Lorenzini. Con calma anche Lodi, ha problema di girarsi, preferisce ragionare per linee orizzontali. Il Catania lo fa con Somma, adesso con Lorenzini, poi con Castellini che si va a vedere sul fronte offensivo di sinistra del campo, in anticipo su di lui. L'ultimo tocco comunque è stato di Fiorillo, pertanto la rimessa con le mani a favore della formazione rossazzurra. 8 minuti 4 secondi, il Catania pericoloso in almeno un paio di circostanze, quella più significativa al sesto minuto, quando Chiarella si è trovato uno spazio sul versante di centrodestra, non ci ha pensato 2 volte, con la destra ha dato ad incrociare, ma attenzione perché ancora una volta il Catania all'interno dell'area di rigore. Pazzesco perché De Luca viene anticipato, applausi per il servitore del passaggio, ma altrettanti si riprende Monteleone, che è stato il giocatore che ha anticipato nella circostanza l'attaccante del Catania. Le inquadrature per Giovanni Ferraro, tecnico del Catania, in ombra ma sicuramente in auge per quello che riguarda le sue vicende calcistiche di questo campionato, che lo hanno visto dominare la platea, la scena, altro che Sanremo per il tecnico della Catania. Ma intanto c'è il calcio d'angolo, Lodi chiama lo schema dal limite dell'area di rigore, entra Castellini di testa, aveva praticamente tagliato da un versante all'altro il numero 27 della formazione rossazzurra, era sbarcato ma il pallone gli è arrivato con una parabola maligna e la sfera si è persa abbondantemente a destra. La porta difesa da K, che adesso con tranquillità rimette il pallone in gioco. Marco Carri, e scusami se non ti ho fatto intervenire prima, ma mi ero proprio divertito con l'intervista con la vicepresidente del Catania. Marco. Ciao Angelo, buon pomeriggio anche da parte mia. Innanzitutto da bordo campo è facile constatare lo spettacolo di questo stadio, perché insomma
certe volte continuiamo a stupirci che è Serie D. Intanto a te la linea. All'interno della rigore, scusami Marco, non c'è fallo su di lui, continua. Ti dicevo ancora, ci viene certe volte difficile capire che è Serie D quando vediamo quello che succede qui al Massimino. La differenza fra Sene e Ferraro come al solito imperturbabile, spesso e volentieri in questa fase iniziale della partita qualche indicazione, soprattutto quando si tratta dei calci piazzati del Catania. Dall'altra parte invece l'allenatore della Mariglianese chiede alla sua difesa, chiaramente a 4 come ha fatto notare Carlo Breve, di mantenere corta la squadra, una squadra che in fase non possesso poi trasforma il suo modulo in 4-1-4-1. A te. Grazie Marco, ti ricordi nella partita di andata quanti spettatori c'erano? Tu pensi che questa è la Mariglianese? Hanno mai visto un pubblico così? Mamma mia, me li ricordo benissimo, ce l'avevo proprio alle spalle, un tifo incredibile, sembrava di giocare in casa anche lontano più di 500 km da Catania. Esattamente, e quindi foto di rito ovviamente per i giocatori della Mariglianese. Quante altre volte gli capita un'occasione del genere, Carlo? Non sarà facile sicuramente, ma oggi è uno spettacolo il Cibali. Il Massimino è veramente oggi uno spettacolo. Sono stati venduti 4.400 biglietti in più oltre la quota abbonati, siamo davvero numeri da record pazzeschi per un campionato di dilettanti, ma questa è Catania e questo ovviamente è la cartolina che giunge da uno stadio Angelo Massimino che è illuminato dai raggi solari dopo le vicende, dopo le allerte meteo dei giorni precedenti. Nel frattempo sul campo non è successo quasi nulla, 11 minuti e 20 secondi, la rimessa con le mani con Boccia, Rapisarda di prima intenzione, cercando subito l'inserimento sul fronte offensivo di destra per la corrente De Respinis, che si era fatto vivo tra il fronte offensivo, si lotta su tutti i palloni, poi Boccia, uno spintone da parte di Bacio Terracino, qualche scintilla, l'arbitro interviene immediatamente, ci sono scintille, questo è il calcio. Arriva anche il tecnico Giovanni Ferraro quasi a voler spiegare le situazioni e quasi a voler eliminare i punti di contatto e le scintille che possono insorgere. Poi c'è stato anche un chiarimento con Boccia e guardate l'intervento rude di Bacio Terracino. Le due squadre hanno iniziato col piglio giusto entrambe, il Catania col piglio della capolista che sta cercando di non dare nessuno spazio alla Mariglianese, ma l'Iranese con il piglio di una squadra che è con l'acqua alla gola e che se la sta giocando palla su palla con grande attenzione. Finora è riuscita a uscire indenna, insomma, dalla pressione dei rossazzurri. Dicevamo dallo studio, ci ricordavano in apertura di questo collegamento che nelle ultime 5 gare la formazione campana ha conquistato 3 vittorie con avversari comunque particolarmente significativi come il Vibonese, come il Trapani, come il Ragusa. Limonese tra l'altro superato domenica scorsa con un risultato rotondo di 2-0. Nel frattempo il gioco è fermo per consentire ai medici, allo staff tecnico medico della Catania di fare rimettere in piedi De Luca, che dopo un pestone comunque si è rialzato, scuote un po' la testa. Il cannoniere della formazione rossazzurra preferisce andare fuori prima di rientrare in maniera effettiva in campo, forse ancora un residuo di interventi di massaggi ancora rimangono al numero 17 della formazione rossazzurra, anzi no, poiché dell'autorizzazione a rientrare subito concessa dalla direttore di gara con le braccia K. Apertura sulla fronte di destra, gioca bene la Mariglianese con Oliva. Giustamente Carlo Breve ci parlava di una Mariglianese tutt'altro che come bandiera mainata. Il gol incredibile della Mariglianese che arriva in vantaggio con un'azione clamorosa, con un gran tiro che mi è parso ancora una volta di Maidana, dell'argentino, che di controbalzo è andato a cogliere l'incrocio dei pali, quasi imparabile il tiro, è stato proprio Maidana con l'esterno di sinistro. Ma ragazzi, ma che gol questo argentino, con 5 gol realizzati dal limite dell'area di rigore, stavolta un'esecuzione quasi perfetta, e adesso si va a prendere ovviamente le congratulazioni da parte dei compagni di squadra per avere temporaneamente espugnato lo stadio Angelo Massimino. È una cosa che non è successa a tanti e questo è francamente un bel gol.
È un bel gol soprattutto perché hanno sviluppato un'azione fatta veramente molto bene con i canoni del 4-3 ed è stato bravissimo Cacciottolo a proteggere palla e non era semplice contro il difensore centrale del Catania. È stato il tiro di Maidana è stato veramente importante, ha fatto una conclusione balistica degna di questo nome. Esterno sinistro, molto bello, bello, gran tiro. Ma adesso ragazzi svegliamoci, perché questa situazione di handicap, chiamiamola così, facciamola durare il meno possibile. Rizzo per Vitale, lo scambio sul corto, adesso gioca Castellini. Adesso svegliamoci un attimo, abbiamo parlato di una formazione che era venuta qui allo Stadio Massimino ovviamente forte di risultati importanti dopo i rinforzi che sono intervenuti nel calciomercato invernale, con un cambio societario e con una nuova Verve che non la voleva vedere ancora una volta ultima in classifica. Vitale, il controllo di Vitale, deve convergere Vitale con la sinistro, l'appoggia per Castellini, prova a metterla nel mucchio, la respinta, poi il calcio d'angolo che la Catania conquista. Quando siamo giunti al quarto d'ora di questo primo tempo, il risultato, ricordiamolo, è cambiato, è incredibile allo Stadio Massimino. Il Catania è sotto per 1-0 contro la Mariglianese. Sì, intanto i giocatori della Mariglianese si lamentano perché non è stato fermato il gioco, il Catania non ha buttato fuori la palla, ma io non sono d'accordo. In queste situazioni deve pensarci l'arbitro, se no non si finisce mai di spezzettare il gioco. È rimasto infortunato Maidana, l'autore del gol, autore di 4 marcature dall'inizio di questo campionato, giocatore italo-argentino, ma che ovviamente con la Mariglianese ha trovato uno slot importantissimo in una stagione dove francamente la Mariglianese ha segnato davvero pochissimi gol, con un ovviamente ruolino da ultima in classifica, al pari ovviamente della posizione che occupa, perché 14 punti raccolti in 22 partite sono frutto di 3 vittorie, 5 pareggi, 14 sconfitte, 36 reti al passivo. Nel frattempo è stato battuto il calcio d'angolo per il Catania, lato corto dell'area di rigore, il movimento in avanti, la girata a cercare l'incrocio dei pali, il pallone che si è perso invece distante dalla traversa. Ancora una volta è Marco Chiarella l'autore di una genialata del genere, un giocatore che può giocare su tutti i fronti del centrocampo, lo trovi a destra e gioca col sinistro, lo trovi a sinistra e gioca col suo piede, un giocatore davvero che in questo finale di campionato, dopo averci entusiasmato all'inizio, ma conferma davvero tutto il bene che si dice attorno alle proiezioni future del numero 31 della formazione rossa-azzurra. Occhio nella linea difensiva con Lorenzini, con Somma all'indietro per Beters. Non mollano giocatori della Mariglianese, hanno poco da perdere in una partita del genere. De Respinis invece, il movimento, il taglio sbagliato, non ci arriva Vitale, non ci può arrivare Vitale perché il pallone è stato servito con un taglio troppo in profondità, e dalla panchina ovviamente della Mariglianese Pasquale Sena non crede ai suoi occhi, e vediamo come l'ha vissuta invece Marco Carli a bordo campo il gol della Mariglianese. Marco, proprio osservando quello che faceva l'allenatore della Mariglianese, come è chiaro che sia, tantissima l'esultanza ma anche la concentrazione, perché appena arrivato il gol ha detto ai suoi: mi raccomando, stiamo attenti perché insomma la partita è semplicemente iniziata. Facevi notare tu delle 3 vittorie accumulate dalla Mariglianese praticamente nelle ultime 5 partite, con squadre anche di un certo rango, perché ha battuto anche il Trapani, fra parentesi la squadra campana, e dunque è in un momento sicuramente positivo. Ricordo che all'andata non fu comunque semplicissimo per il Catania, che trovò il vantaggio con Vitale a fine del primo tempo, venne raggiunta subito da Mendigucia e vinse poi nel secondo tempo con il gol di De Luca nel 2-1 ottenuto all'andata. Ricordiamo alla perfezione quello che è stato il percorso di Mariglianese Catania. È fatto bene comunque Marco a ricordarlo ai nostri telespettatori. Il gioco è fermo nel frattempo, è inutile avere scoccato quel tiro di destro che ha praticamente comunque respinto il portiere del Catania. Ci ha provato Massaro, ma l'arbitro aveva fermato il gioco per comandare il calcio di punizione
a favore della Mariglianese. Va Lorenzini a parlare con il direttore di gara, che dice attenzione che controllerò che tutto il tempo venga recuperato. Questo è il fallo che aveva subito ancora una volta il giocatore di maggiore spessore, che è Marcos Damian Maidana, autore del gol che ha sbloccato la partita quando siamo giunti al 19° minuto e mezzo nel corso di questo primo tempo. 45 secondi oltre il 19°, la Mariglianese in vantaggio sulla Catania per 1-0. Sono in due sulla linea della barriera che sta comandando Beters dai legni, se ne è aggiunto un terzo da quella posizione. Comunque attenzione, perché possono anche tirare sul pallone intenzionato al tiro. C'è Bacio Terracino, potrebbe essere lui l'autore del tiro, così come lo stesso Maidana. Vedremo chi dei due andrà a tirare. Numero 11 il giro, mamma mia l'incrocio dei pali, il pallone che va praticamente a stamparsi sulla traversa. Non sappiamo se da quella posizione Beters avrebbe potuto contrastare il tiro, mi è parso proprio di no, e quindi graziato il Catania da questo gran tiro di Bacio Terracino, che è andato ad incrociare sui pali della porta della Catania. Dobbiamo svegliarci, ragazzi, al minuto 20°, finora del tutto osservato senza colpo ferire Mario Cappa, che è l'estremo difensore della Mariglianese. Ma che calcio di punizione! Tra un attimo lo facciamo rivedere, proprio perché diciamo che battuto alla Lodi quel calcio di punizione. E che giocate! Ovviamente uno stadio del genere può anche esaltare gli ultimi, questo diciamo è l'effetto boomerang, mentre ci prova ancora una volta la formazione ospite, stavolta con Fiorillo che cerca praticamente lo slot. Guardate la girata, no, non ci sarebbe assolutamente arrivato Beters, e incrocio dei pali pieni sul calcio di punizione è battuto da Bacio Terracino. Ma devi vedere, Angelo, con che personalità sta giocando la Mariglianese, perché addirittura attenzione De Luca avanza, palla al piede, De Luca poi deve cercarsi lo spazio, lo portano praticamente fuori con attenzione la Mariglianese. De Luca contro tutti, poi non serve i compagni di squadra, peccato, perché avrebbe dovuto cercare l'azione corale, ci ho provato invece quella diciamo da solista, e lì è stato facile il compito degli avversari. Perché dicevo che nell'azione iniziale del Catania, quando il Catania inizia l'azione da dietro, va a pressare i due difensori centrali con le due mezze ali. Lodi nel frattempo, la posizione per De Luca è regolare, la parata è incredibile di Mario Cappa, l'arbitro non comanda il calcio di rigore che vorrebbe la formazione rossazzurra, comanda invece il calcio di punizione, ma non c'era probabilmente gli estremi. De Luca è rimasto Dorante per terra, va Cappa. Rivediamo un attimo questa azione così la vediamo, l'uscita di Cappa che va praticamente pallone lontano a colpire l'attaccante del Catania, ma anche in questo caso probabilmente non c'erano gli estremi per il calcio di rigore. Si riprende a giocare invece con un semplice calcio d'angolo, proteste larvate da parte del Catania, che è andato sotto di un gol, Mariglianese che è andata anche a incrociare i pali, mentre ci ha provato Lodi con un tiro dei suoi, è andato praticamente a rientrare con i guantoni. È arrivato Cappa al minuto 23°, l'angolo di Lodi e la smanacciata di Cappa, che è andato praticamente a mettere il pallone sull'altro fondo campo. Batterà stavolta Lodi dalla bandierina di sinistra rispetto al fronte offensivo del Catania, proprio sotto la curva dei tifosi del Catania, sotto la tribuna B, per essere chiari. Pallone che spiova all'interno del rigore, salta anche Vitale, ma l'anticipo sulla 24 del Catania porta il formazione rossazzurra a battere l'ennesimo calcio d'angolo, sempre dalla bandierina sinistra. Due palloni in campo, viene tirato fuori stavolta dal numero 2 Massaro, calcio d'angolo che batte il Catania. Anticipano tutti quanti quelli della Mariglianese all'interno del rigore, sono praticamente in 9, soltanto Massaro si è dato un po' a defilare e là davanti a fare densità soltanto Cacciottolo, ma si fa sperdire. Rimessa con le mani, il Catania la batte profonda e lunga, De Respinis poi prova la botta col destro, boccia la palla che si perde abbondantemente distante
Delegni della porta difesa da Mario Kappa, ma Mariglianese non soltanto sopra di un gol ma anche pericolosissima al 20° minuto col calcio di punizione battuto da Salvatore Bacio Terracino, che è andato a stamparsi sull'incrocio dei pali. Non ci sarebbe arrivato Peters sicuramente sul pallone, salvato il Catania da uno 0-2 che avrebbe avuto davvero del clamoroso. Di testa arriva Fiorillo, poi Peters, sgancio per Lodi, apertura per Vitale, avanza palla al piede, in 3 a fare pressing sul portatore di palla. Castellini preferisce servizio per Somma di prima intenzione, si va a vedere Chiarella, ma su di lui c'è un anticipo perentorio. Il Catania che deve cercare di giocare quantomeno la pari dell'ultima, anche perché loro giocano di prima intenzione e adesso si cercano gli spazi. Non sappiamo quanto la Mariglianese potrà giocare con questo ritmo, se per tutta la partita, ma intanto questi primi 25 minuti, attenzione all'interno dell'area di rigore, la schiaccia per terra De Respini, palla che però non ha la giusta forza e potenza, è una schiacciata sulla quale comunque Mario Kappa non ha difficoltà a chiudere senza grandi patemi. Vedi, questa grande pressione che c'è di Maidano soprattutto su Somma non permette mai al Catania di uscire pulito dai difensori con i centrocampisti, e la riconquista della palla dei giocatori della Mariglianese ha messo più volte in difficoltà il Catania con queste ripartenze veloci. Certo, stanno giocando ad una velocità incredibile i giocatori della Mariglianese, non sembrano squadra da ultima posizione in classifica. Nel frattempo Chiarella pazza, va alla piede all'interno dell'area di rigore, l'anticipo da parte di Kappa che poi lascia il pallone prima che con lo stesso vada fuori dall'area di rigore. Peccato, perché questa giocata era davvero incredibile, però legge bene Mario Kappa la profondità del tiro. Poi la sfera si perde fuori, la ricorre Oliva, ma guardate ancora una volta Chiarella avanza palla al piede, il dai e vai con la possibilità per De Luca di anticipare Kappa, che poi è stato bravo sia nella scelta del tempo sia anche nel disfarsi del pallone prima che col corpo venisse fuori dall'area di rigore. Maidana all'indietro, lo scambio veloce, poi perdono le misure i giocatori della Mariglianese, può rifiatare il Catania, lo fa con Chiarella che poi cede la possibilità di rimettere il pallone in gioco al compagno di squadra, maglia numero 2, boccia ovviamente con De Respinis che prova a fare movimento in una linea difensiva particolarmente attenta e ovviamente sempre rimpolpata dall'aiuto dei centrocampisti. Ancora una volta boccia, ripresa delle operazioni di gioco, e lì probabilmente dobbiamo fare i conti con una esaltazione, Carlo, che è arrivata per i giocatori della Mariglianese, mentre De Respinis l'ha giocata poi troppo profondo, il tocco non raggiunge il pallone, il campo è finito e la linea nuovamente a Carlo Brera. Sì, in questo momento c'è l'effetto vantaggio adrenalinico, sono molto attenti, reattivi. Poco fa è stato bravissimo Kappa a intervenire proprio di slancio sulla perfetta verticalizzazione di Chiarella per l'ottimo taglio di De Luca, ma è stato molto bravo appunto Kappa a sventare questa favorevole occasione. È proprio l'estremo difensore che rimette nuovamente il pallone in gioco, di testa va Cacciottolo all'indietro per Lorenzini, rincorrono tutti i palloni quelli della Mariglianese, non ci stanno assolutamente a restare ultimi in classifica. Poi la posizione comunque regolare sul servizio per De Luca, primo assistente del direttore di gara che ha alzato prontamente la bandierina, l'arbitro si mette sulla posizione per la battuta del calcio di punizione. Se ci aspettavamo una squadra che aspettasse il Catania dietro la linea della palla, invece è proprio il contrario, è una squadra che va ad aggredire alta, fa proprio della riaggressione alta uomo contro uomo. In questo momento sono proprio le armi del vantaggio della Mariglianese. Diciamo che statisticamente però le squadre che hanno giocato così contro il Catania alla fine hanno pagato un prezzo incredibile. È chiaro che la partita è lunghissima. Lodi con la possibilità ancora una volta di amministrare i tempi a centrocampo. Chiarella, solito gioco di gambe, soliti 3 praticamente a chiudergli
ogni spicchio di campo. Stavolta arriva Esposito, mette il pallone fuori, c'è il calcio d'angolo per il Catania, lo batte Lodi dalla bandierina di destra rispetto al fronte offensivo. Lodi poi limite dall'area di rigore, la solita giocata per Rizzo che prova la botta di destra, viene rimballata poi all'indietro per Boccia, ancora una volta Chiarella, ancora una volta Boccia, all'indietro per Lorenzini, tutto avanti il Catania, tutto indietro stavolta è la Mariglianese, cambia gioco la formazione rossazzurra, lo fa con Castellini, il colpo di tacco, come si fa vedere Vitale che avanza palla al piede, Vitale salta l'uomo, anzi no, poi viene superato stavolta con grandi giocate che sembrano davvero di un'altra categoria, non da ultima posizione in classifica per quanto riguarda la Mariglianese, con Massaro che gli ha sradicato praticamente il pallone ai piedi. Baggio Terracino avanza palla al piede, il numero 11 della formazione la Mariglianese, arriva Rizzo con leggero affanno, poi attenzione Maidana, l'autore del gol, ancora una volta Maidana può caricare il destro, preferisce invece sganciare sul piede di sinistro, pallone che spiova all'interno del rigore, c'è movimento all'interno dell'area di porta, l'arbitro dice che è tutto quanto regolare, ma che giocate questi ragazzi. Ma se oggi uno non sapesse insomma la classifica della Mariglianese e viene allo stadio per vedere questa partita, crede che possa essere una partita al vertice, uno scontro diretto al vertice, che la Mariglianese però sono passati 30 minuti, ha fatto finora una grandissima partita. Continuo a pensare che ovviamente per fare questo tipo di partita devi averne di 94-95 minuti sulle gambe, magari puoi fare un tempo così, quantomeno ce lo auguriamo, perché altrimenti non si spiega l'ultima posizione in classifica e qualunque avvicendamento societario, avvicendamento tecnico non potrebbe spiegare una metamorfosi da ultima a diciamo così protagonista contro la prima. Saltano lì al centrocampo, Lodi lo salta come un birillo, Baggio Terracino, e adesso ancora una volta ritorna però il capitano della Catania, si sgomita un po', ma attenzione all'interno della rigore, ancora una volta la Mariglianese sul fronte offensivo di sinistra, il pallone che spiova all'interno dell'area di rigore, arriva Somma con atteggiamento un po' goffo, adesso lo stadio Massimino prova a dare la carica ai giocatori in campo, c'è ovviamente incredulità nel vedere la Mariglianese giocare questo tipo di calcio. Esposito, lato corto dell'area di rigore, si lotta su tutti i palloni, De Respinis commettono fallo su di lui, l'arbitro comanda pertanto il calcio di punizione a favore della Catania. Poi ancora una volta il direttore di gara che sorride, parla tanto con i giocatori in campo. Finora ha diretto bene, non so la sensazione a bordo campo di Marco Carli quale sia, ma ovviamente al di là dell'aspetto del direttore di gara anche l'atteggiamento della Catania che mi pare sorpreso da questa Mariglianese. Marco. Eh sì, l'atteggiamento è quello che dicevi tu, tanta sorpresa, vedevamo prima Lodi che insomma tentava di trattenere Baggio Terracino, che è un po' un giocatore che sta creando scompiglio. Poco fa la panchina del Catania fino ad ora è rimasta abbastanza in attesa, no? Però poco fa si è alzato Zeoli, anche Ferraro ha fatto notare, ha detto ragazzi qua bisogna svegliarci un pochettino, soprattutto quando il numero 11 della Mariglianese prende il pallone e crea appunto scompiglio e salta l'uomo con una certa facilità. A te per la punizione. C'è il calcio di punizione, lo batte Lodi, lo batte Costellini, lo batte Lodi, lo mette sul movimento di De Luca, poi la parata da parte della respinta da parte di K, non è stato un tiro fiondato alla velocità di De Luca, un po' sporco, e questo ha aiutato ovviamente l'estremo difensore della Mariglianese. Guardate De Luca, poi K che comunque gli chiude bene lo specchio alla porta, due interventi importanti. Quando poi il portiere si galvanizza in questo modo sembra che davvero tutto gli riesca particolarmente bene. Ci ricordiamo anche gli sviluppi e la reazione sul calcio d'angolo di Francesco Lodi con quel pallone a rientrare, K era lì, poi l'uscita sulla dai e vai all'interno dell'area di rigore in anticipo ancora una volta sul numero 17, l'uscita perentoria dell'estremo difensore della Mariglianese, la rimessa con le mani, attenzione ancora una volta al movimento di Umberto Esposito, la batte a volte lunga, stavolta preferisce invece il tocco corto, dialogano sullo stretto, ancora una volta col sinistro all'interno del rigore, arriva Beters, scongiura qualunque pericolo, l'appoggio per Lodi, il taglio sul versante di centro-sinistra dove avanza Vitale, va dal piede, lo scarico al compagno di squadra Castellini e poi troppo lungo e profondo, non c'è fallo, l'ultimo tocco è di
difensore, maglia numero 27 del Catania, rimessa dal fondo, e qui c'è un po' di frenesia nel cercare la profondità a tutti i costi, ma finora probabilmente l'assenza di pesi specifici lì davanti ha un po' condizionato, in uno ovviamente all'effetto sorpresa e all'effetto stadio da Champions per quanto riguarda ovviamente i giocatori della Mariglianese all'interno dello stadio Massimino. Fare una partita del genere, 35 minuti all'inizio di questa gara, il Catania è sotto per 1-0. Finora pochissimi gli interventi di K, ve li abbiamo raccontati, 2 o 3 su azioni manovrate del Catania. Per quanto riguarda la Mariglianese, non solo il gran gol al 14° minuto di Maidana su un'azione davvero corale da parte della squadra, poi il calcio di punizione invece battuto da Baggio Terracino con la sfera che ha praticamente incrociato, era andata ad impattare sull'assente di destra della porta difesa da Beters. Catania che non trova la profondità e soprattutto non trova la velocità lì in mezzo al campo, dove finora la Mariglianese con grande densità e con un sistema di gioco, attenzione nel frattempo all'interno dell'area di rigore, Castellini la telefona male, poi Rizzo prova col destro, pallone che viene sporcato con calma i giocatori della Mariglianese, intanto liberano e arriva anche Beters, attenzione fa il libero Beters, si gioca a tamburelli in questa fase di partita, pallone che ancora non viene messo definitivamente per terra, aspetta Rizzo che va all'oltre linea dell'auto, la rimessa con le mani, l'appoggio per Somma, ancora una volta Rizzo cambia il gioco sul versante di sinistra, dove Castellini non mi è parso particolarmente ispirato per 2 occasioni che avrebbe potuto sicuramente sfruttare meglio degli ultimi minuti di partita. Si tampona in mezzo al campo, non c'è fallo, c'è solo rimessa con le mani. Rizzo e Lodi, l'esperienza e la vigoria in mezzo al campo contro davvero le risposte in termini di presenza da parte dei giocatori in maglia bianconera. Vitale, ancora una volta Castellini, si fa vedere De Luca largo a sinistra, non viene comunque aiutato dai compagni di squadra, lo spiovente dalla 3/4, arriva facile l'intervento e la lettura di Mario K che capisce tutto quanto, e lì invece probabilmente doveva essere servito in velocità piuttosto che provare questi lunghi spioventi. K ci ha dimostrato quantomeno in questa partita di avere le coordinate giuste per leggere in anticipo quelli che possono essere gli spioventi all'interno dell'area di rigore, di giocare abbondantemente distante dai pali ed essere davvero un giocatore finora particolarmente attento. C'è un calcio di punizione nel frattempo, Lodi si defila, lo batterà ovviamente la Mariglianese. Di minuti ne sono trascorsi 37, quasi 38 minuti, il Catania è sotto di un gol al cospetto di uno stadio incredibile che continua comunque giustamente a sostenere i colori del Catania. Calcio di punizione battuto, insomma, di testa, poi si va a vedere lì in mezzo al campo De Respinis. Rizzo può praticamente mettere in movimento Boccia in anticipo su di lui, ultimo tocco del numero 2, così dice il primo assistente del direttore di gara, tant'è vero che Boccia è chiamato a defilarsi, si porta a spasso il pallone per qualche metro, poi lo cede all'avversario. Terzino di fascia sinistra, Umberto Esposito, che è un ragazzo che ovviamente con i piedi, seppur nelle considerazioni che nascono dalla lettura della classifica, mi sembra che oggi anche lui sia in un'autentica giornata di grazia. Sì, è proprio così. Il Catania in questo momento di fatica secondo me dovrebbe cercare più De Respinis, giocare palla addosso e cercare di accorciare con i centrocampisti e sfruttare magari i tagli sia di De Luca che di Chiarella. Ha giocato poco con questa soluzione, sta facendo abbastanza fatica. E lì su Chiarella mi sembra che sia stata impostata una gabbia particolarmente severa. L'interno di centrocampo va praticamente quasi sempre a chiudere in seconda battuta, mi riferisco a Giordano,
mentre di esterno a sinistra Esposito è quello che in prima battuta va a seguire numero 31 della formazione rosanzurra. Proprio per questo motivo il Catania è stato chiamato più volte a cercare l'impostazione della manovra sulla versante di sinistra del campo, dove ovviamente, pur con tutte la buona volontà e con tutte le considerazioni ultra favorevoli per Alessio Castellini, non è invece equipollente all'efficacia di Chiarella. Ovviamente ruoli completamente diversi, ma anche giocate diverse. La giocata di Chiarella, che quando vuole riesce ad illuminare, prova a cercare la profondità lungo il versante di destra del campo, lo scambio, poi al centro non tira, incredibile, quello è un pallone che boccia, deve andare a tirare col sinistro, anche se non è probabilmente la posizione migliore, mentre c'è l'arbitro che ferma il gioco per comandare il calcio di punizione a favore della Mariglianese. Abbiamo difficoltà con l'impianto muscolare del centrocampo del Catania rispetto alla velocità dei giocatori della Mariglianese, e soprattutto Cacciottolo, che vince tutti i duelli con palla mezza e mezza, li va a vincere sia con Somma che con Lorenzini. Questa cosa sta facendo un attimino la differenza a favore della Mariglianese. Calcio di punizione della Mariglianese all'indirizzo di Fiorillo, campo finisce, 2 palloni nei pressi della rimessa con le mani. Lorenzini ancora una volta per Lodi, Lorenzini, Castellini prova a saltare l'uomo, ci riesce stavolta Castellini, ma come sempre è accaduto dall'inizio di questa partita, particolarmente attenti quelli della linea difensiva della Mariglianese, che sono davvero finora hanno svettato con grandissima efficacia. De Luca avanza palla al piede, De Luca, pallone sporco all'interno dell'area di rigore, lo amministra Castellini, non riesce perché gli fa la sponda sull'altro versante Massaro. Peccato, perché questi palloni vanno più che scodellati, forse giocati, cercando il duello uomo contro uomo. Ricordiamo che questa non è una difesa impenetrabile all'interno dell'area di rigore, non riesce il dai e vai, che stava mettendo nelle condizioni Rizzo di servire sulla corsa all'interno dell'area di rigore. L'anticipo di Giordano dei giocatori in maglia bianconero di Giordano è stato provvidenziale. Chiarella su di lui, solita gabbia, vanno in 2, adesso si snoda Chiarella, c'è il fallo però sull'apportatore di palla che l'arbitro fischia, comanda il calcio di punizione per la formazione rossazzurra, ma anche in questo caso siamo borderline rispetto a quelle che sono state le dinamiche. Sì, una spinta ci può stare, però rimane un atteggiamento di estrema cautela, estrema prudenza, ma soprattutto estrema efficacia su quelli che sono i giocatori chiave della Catania. Francesco Lodi sta per battere il calcio di punizione, siamo sul corridoietto a ridosso del vertice di destra rispetto al fronte offensivo del Catania. La rincorsa di Francesco Lodi in una zona d'ombra, dove adesso prova a mettere il servizio per De Luca, che però appoggia male il pallone. Attenzione, siamo sguarniti, siamo 3 contro 1, l'apertura sul versante di destra, può ripartire invece la Mariglianese, avanza palla al piede, provvidenziale l'intervento di Boccia sul Fiorillo che stava partendo sull'altro fronte. Adesso si è aperta la gara, si è aperta la partita, si è aperto un fronte, c'è la possibilità di mettere il pallone al centro dell'area di rigore. La rincorsa di Chiarella, il fallo del numero 31 ai danni del capocannoniere della Mariglianese Maidana. Stanno giocando tutti una partita pazzesca questi ragazzi della Mariglianese, il Catania non ne viene a capo. Siamo a 1 minuto e mezzo più il recupero allo scadere dei primi 45 minuti e statisticamente siamo sotto di una rete a 0. Non so quante altre volte sia accaduto allo stadio Massimino di chiudere la frazione di gara col Trapani. È accaduto in quella circostanza mentre il gioco è fermo per consentire l'intervento dei sanitari. Si è infortunato Bacio Terracino e l'arbitro, che finora
ha diretto in maniera saggia il signor Migliorini della sezione di Verona. C'è proprio sotto la postazione di Marco Carli. Marco. Esatto Angelo, intanto per dirti che saranno 3 minuti di recupero che scatteranno fra 30 secondi. Ha fatto chiaramente indicazione l'arbitro quando ha visto Bacio Terracino a terra, dice recupererò tutto. Sono 3 minuti di recupero dunque in questo primo tempo da parte del Catania. Chiaramente si chiede soprattutto quando si hanno le occasioni là davanti di essere un pochettino più convinti. L'ha chiesto Zeoli, l'ha chiesto anche Ferraro. Quando si arriva lì magari qualche passaggio in meno, qualche conclusione in più nel momento giusto. Tanti applausi prima per il recupero di Boccia, può essere anche una chiave di volta psicologica in questa partita che non si sblocca per il Catania. E così come giustamente avevi suggerito tu la lavagnetta elettronica, che sono 3 minuti di recupero, siamo praticamente 10 secondi dopo lo scoccare del 45esimo. Il Catania dal minuto 14esimo, dal quarto d'ora del primo tempo, è sotto per 1-0. Si lotta su tutti i palloni e l'arbitro non ferma il gioco per un fallo che aveva richiesto De Respinis. Palla al piede nel sinistro di Lodi, l'apertura per Castellini. Castellini deve cercare la profondità, invece su di lui c'è una marcatura, è lì che probabilmente Castellini deve arretrare, perché Luigi Fiorillo sta facendo anche lui una partita davvero importante. Può diventare una spina nel fianco, giocatore ex Salernitana, cresciuto, è uno dei prospetti migliori di questa squadra, cresciuto delle giovanili della Salernitana, poi girato in questa stagione alla Mariglianese. Ma ricordiamo l'autore del gol, l'argentino Maidana. Che gol il suo! E poi il calcio di punizione battuto da Bacio Terracino con l'incrocio dei pali. Di contro il Catania finora però non ha seriamente impensierito il portiere della Mariglianese, K, che se l'è cavata bene sulle letture in anticipo sui portatori di palla. Chiarella avanza, va dal piede Chiarella, arriva anche Somma, poi all'interno dell'area di rigore c'è il calcio di rigore. C'è il calcio di rigore perché De Luca viene atterrato stavolta tutta la vita a rigore. Gli occhi del direttore di gara, e qua Piscopo è andato praticamente a chiudere. Guardate, sì, calcio di rigore tutta la vita che l'arbitro comanda. De Luca dice io mi sono conquistato il calcio di rigore, non molla il pallone De Luca. C'è anche Rizzo, lo c'è da Lodi, quindi da De Luca a Rizzo, da Rizzo che lo ha tenuto con sé per una quarantina di secondi a Francesco Lodi, e adesso dagli 11 metri il capitano del Catania, quando scocca il 31esimo secondo dopo i 3 di recupero. Azioni di disturbo all'interno dell'area di rigore, ma Francesco Lodi non deve perdere la concentrazione. La lunga rincorsa da parte di Francesco Lodi, l'arbitro che controlla che ancora tutto quanto all'interno del rigore sia praticamente spazio libero. La rincorsa di Francesco Lodi, il tiro, la parata incredibile. Ho detto che a volte i portieri quando si esaltano praticamente le prendono tutte quante. K è andato sull'angolino battezzato da Francesco Lodi, e qua praticamente c'è un gioco di cabala, ma anche davvero una giornata da incorniciare da parte di Francesco K. Le sformazioni che ritornano nuovamente all'interno degli spogliatoi. La partita è ricominciata proprio in questo istante, e amici telespettatori riprendiamo con i secondi 45 minuti sotto di 1-0. Ricordiamo che il primo tempo è stato un primo tempo incredibile, quello giocato dalla Mariglianese. Non ci aspettavamo assolutamente una squadra così compatta, una squadra così solida, ma soprattutto una squadra così reattiva. Andata al gol al minuto 14esimo con un gran sinistro esterno di Maidana, poi al 20esimo minuto Bacio Terracino
ha praticamente quasi sfiorato il raddoppio, andando a fare incrociare il pallone nell'incrocio dei pali a sinistra della porta difesa di Peters, che sarebbe stato sostanzialmente battuto. Poi ancora buone azioni da parte della Mariglianese, reazioni da parte del Catania, grandi interventi da parte di Mario Cappa, che comunque si è superato al secondo minuto di recupero dei primi 45 minuti, quando è andato a parare un calcio di rigore indirizzato comunque bene all'angolino a destra della porta dell'estremo difensore della Mariglianese, ma il colpo di Reni poderoso dell'estremo difensore della formazione campana ha evitato il pareggio alla Catania. Adesso dicevamo un centrocampo completamente diverso, abbiamo messo in campo Andrea Russotto, che quando è stato chiamato in causa nelle ultime partite ha dimostrato comunque di essere uno dei giocatori più in forma del Catania, e poi Marco Palermo, che lì in mezzo al campo fa la differenza comunque. Proprio loro due il compito di dare la sveglia, di dare la carica, di dare il cambio di passo al Catania. E questo è praticamente l'indirizzo che arriverà dalla panchina. Marco, cosa dicono invece i sentori, i rumors delle due panchine? Allora, molto attento come al solito allenatore della Mariglianese a fare in modo che la sua squadra resti corta. Le indicazioni per quanto riguarda invece il Catania, intanto a te. Attenzione, perché c'è Russotto all'interno del rigore, Russotto il sinistro di Russotto, la respinta, il gol del Catania, il gol del Catania di Palermo, Chiarella che arriva praticamente in seconda battuta e mette il pallone in fondo al sacco, ma anche da quelle parti a esultare il numero 31 della formazione rossazzurra. La prima botta di Russotto, la respinta corta da parte dell'estremo difensore, sulla ribattuta arriva Chiarella, guardate la respinta del portiere, la scivolata di Chiarella che anticipa anche De Luca in quella circostanza e mette il pallone in fondo al sacco. Di giustezza il Catania con Chiarella 1-1. Ne avevamo parlato poco fa quando non eravamo in onda, Angelo. Per mettere pressione subito alla Mariglianese, così è stato. Gol fortemente voluto, perché con cattiveria Chiarella si è fondato su quel tiro di Russotto ed è riuscito a metterla dentro. Vai Carlo. Ne avevamo parlato, dicevo Angelo, quando non eravamo in onda, e sarebbero stati fondamentali i primi 10 minuti del Catania, della ripresa, e così è stato. Con cattiveria Chiarella si è fondato su quel gran tiro di Russotto ed è riuscito con cattiveria a buttarla dentro, quindi importantissimo questo pareggio. Mario Cappa, ma tu per tu con i tifosi della Catania, ma cosa ha da dire l'estremo difensore? È stato impeccabile per tutti i primi 45 minuti, adesso le immagini ovviamente indugiano sul numero 1 della formazione della Mariglianese, non ci sta l'uscita dopo il gran tiro di Andrea Russotto. Ancora le proteste da parte dei giocatori della Mariglianese all'indirizzo del signor Migliorini di Verona, che lascia correre su tutto, e ovviamente ci sono state reazioni anche alla panchina della Mariglianese, e Marco Carli se le viste tutte in tempo reale e soprattutto da distanza ravvicinata. Ma che è successo? Le reazioni sono perché si chiedeva un fallo sull'intervento del portiere, che poi è rimasto a terra colpito dopo il tiro di Chiarella, con reazioni che fra parentesi hanno coinvolto un po' tutti nella panchina della Mariglianese, meno tutto sommato l'allenatore. Ti dicevo del Catania poco fa, proprio poco prima del gol, mentre ti stavo parlando e ti ho dato la linea, l'indicazione era proprio quella: cercate Russotto per dargli la possibilità di incidere in questa partita. Dopo 50 secondi è arrivato il gol, mentre intanto c'è un cambio nella squadra campana. Fa il suo ingresso in campo Petruccelli con la maglia numero 14 per la Mariglianese, ed esce il numero 4 Giordano. Dunque questo è il primo cambio di Sena per la sua squadra, per la Mariglianese. Entra un centrocampista centrale ed esce Giordano, che era stato collocato in una fase iniziale di questa partita sulla linea difensiva, e quindi prova ad assestare l'asse di centrocampo il tecnico della formazione Pasquale Sena.
Reazione veemente da parte dei giocatori della Mariglianese, ma azione iniziata, avviata da un colpo di testa di De Luca, posizione centravanti, ha messo in movimento Russotto e poi l'avanzata di Russotto, il tiro, mentre c'è il calcio di punizione che sta per battere la Mariglianese. Stavolta però a Maidana non gli gira bene il sinistro, così come gli era girato nei primi 45 minuti, ma quello era un esterno di sinistro di controbalzo. Gran gol, sicuramente il suo, ma da sottolineare come il gol di Chiarella sia davvero uno di quei gol da rapace dell'area di rigore. Ha seguito l'azione, da lì probabilmente K è stato al primo intervento dubbio, perché il tiro era forte e violento, quello di Russotto, lo ha controllato e lo ha rimesso proprio davanti, ma non si aspettava l'avvento di Chiarella, che ha anticipato pure De Luca da quella posizione, ha messo il pallone in fondo al sacco per il risultato di 1-1 di giustezza il Catania, e di giustezza ci va ovviamente con i protagonisti di una stagione. E Chiarella, al netto dell'infortunio, a me pare davvero sia stato il giocatore con maggiore coefficiente tecnico schierato dalla formazione rossazzurra. Riparte il Catania con Andrea Russotto sul versante di sinistra, ancora una volta Russotto la mette al centro dell'area di porta. Gli applausi nel tentativo di movimentare l'azione offensiva con lì in mezzo De Luca, adesso che diventa il riferimento centrale offensivo, gioca nella posizione che più gli piace a De Luca, anche se da attaccante di fascia, di corsia, si è creato uno spazio importantissimo in questa squadra. Lui che aveva sofferto la posizione nelle prime giornate di campionato, nelle ultime è stato il capocannoniere di questa squadra. Eh sì, a parte questo cambio tattico che ha messo nelle condizioni proprio De Luca di giocare un po' più avanti, e il gol è scaturito proprio da una sua spizzata, dobbiamo dire che il Catania in questo momento sta sfruttando la voglia di giocarsela da parte della Mariglianese, che però la porta a non coprire con marcature preventive la ripartenza del Catania. E poco fa poteva ancora far male Russotto, ha sbagliato un attimino il cross. È la prima volta che viene cambiato il portiere in corso di partita tra Goroaz e Peters. Non abbiamo avuto precedenti in tal senso, ma proprio perché il Catania ha dovuto rinunciare al 2004 in mezzo al campo come vitale, e quindi c'è stato il primo avvicendamento tra i due portieri, non per demerito ovviamente quello di Peters, ma soltanto per ragioni relative ovviamente ormai al regolamento che conoscete sicuramente tutti quanti voi. 2004 per l'uscita di un 2004, per l'ingresso in campo di un 2004. Russotto con la destra all'interno dell'area di rigore, Chiarella, poi l'uscita a vuoto da parte del portiere, una serie di impalli, l'arbitro ferma il gioco per comandare il calcio di punizione, fallo in attacco da parte della Catania. La giocata ancora del numero 31 della formazione rossazzurra con Chiarella, guardate l'uscita, poi Rizzo, e lì c'è il fallo sul portiere, ma prima c'era stato il tentativo di aggancio volante all'interno dell'area di rigore. 54 minuti 32 secondi, c'è un record di presenze, siamo 16.371 spettatori allo stadio Massimino, quelli vaganti siamo intorno ovviamente ai 18.000. Lodi in mezzo al campo, si fa vedere Palermo, una garanzia ovviamente lì in mezzo. Stavolta fargli posto è stato proprio vitale, mantenuto Lodi nel segmento nevralgico del rettangolo di gioco, e diciamo che un centrocampo over a tutti gli effetti, con anche questo probabilmente una soluzione non dico inedita ma quasi, l'inserimento di Rizzo, Lodi e di Palermo nel corso di partita per un avvicendamento su vitale. Sì, e soprattutto sono cambiate le dinamiche della partita. Il Catania ora sta vincendo tutti i duelli 1 contro 1, le palle
in mezza e mezza le va a vincere sempre con forza la squadra rossa-azzurra, e ciò ha concesso di spostare il baricentro in avanti da parte del Catania. Altra sostituzione, Marco. È entrato Garritano, è uscito Oliva nella fila della Mariglianese, per cui questo è il secondo cambio in casa campana, mentre si scaldano nel Catania Sarno, Litteri. Tu prima facevi riferimento al giocatore insomma di peso là davanti, in questo momento il Catania ha solo Litteri, con De Luca che sta giocando appunto nel ruolo di prima punta in questo momento. A te per l'azione di Russotto. Russotto sulla corsia di sinistra, e stavolta ovviamente la benzina è finita per il giovane Umberto Esposito, che deve vedersela con un giocatore di ben altra esperienza come Russotto. Poi insomma l'appoggio sulla versante di destra, ancora una volta il Catania che può far spiovere il pallone all'interno della rigore. Russotto a porta vuota, respinta il pallone sulla linea di porta, incredibile. Adesso fioccano le azioni, e adesso per è il un Catania. assalto, Angelo, adesso è un assalto con forza, con cattiveria. Il Catania sta riuscendo a scardinare la difesa avversaria, soprattutto è in grande difficoltà Massaro su Russotto. Guardate lo che spiovente sistematicamente all'interno lo del rigore, salta. la smanacciata da parte del portiere. Russotto a porta vuota, gli salvano il pallone sulla linea di porta, ancora una volta ci prova, lasciano lo spazio De Luca per Rizzo, la girata, poi rimpallo fuori, pallone che però si perde a destra della proiezione visiva dell'autore del tiro, che è il vice capitano Giuseppe Rizzo. È un'altra partita adesso, stiamo assistendo a un vero e proprio forcing da parte del Catania, ordinato, con i cambi che sono stati sicuramente favorevoli alla squadra rossa-azzurra. Andrea Russotto ancora una volta chiamato in causa sulla versante di sinistra, sta facendo il bello e il cattivo tempo, l'appoggio per Chiarella all'interno della rigore, Rizzo la parata, poi la respinta all'interno dell'area di porta in scivolata. È arrivato Monteleone a chiudere praticamente la traiettoria. È un'altra partita, c'è Francesco Lori che sale in cattedra, ancora una volta Chiarella la mette morbida di testa, arrivano poi Piscopo, il capitano anche della linea difensiva della formazione allenata da Pasquale Sena. Abbiamo detto bisognerà capire quanto duri la benzina nel corso dei primi 45 minuti della Mariglianese, perché altrimenti non si spiegherebbe questa posizione di classifica. E adesso che mi pare che i cambi abbiano prodotto al momento quel risultato di disvalore che non può non sussistere tra la prima e l'ultima in classifica. Il Catania ha galleggiato nei primi 45 minuti, è andato anche sotto, poi il pareggio quasi ottenuto, se non per la parata di Mario K sul calcio di rigore. C'è un'altra sostituzione, Marco, sono 3 le sostituzioni della Mariglianese. Arriva appunto anche la terza con Corbisiero con la maglia numero 19 che entra al posto di Fiorillo. Non una grande partita da parte di Fiorillo, che era stato protagonista nella vittoria della Mariglianese contro la Vibonese nell'ultima partita, segnando il gol del 2-0, mentre si confrontano Zeoli e Ferraro per capire le prossime mosse del Catania. Oltre Sarno e Litteri si stanno riscaldando anche Forchignone e l'ultimo acquisto del mercato di gennaio, vale a dire Baldassar, che oggi siede in panchina contrariamente a quanto era successo in casa del Castrovillari. E così praticamente cercheremo di capire quali saranno le soluzioni tecniche che verranno adoperate alla panchina della Catania. Ma intanto dicevamo che è entrato Corbisiero, che è un'ala sinistra, quindi non cambia lo schieramento tattico. Pasquale Sena, che può ritenersi ampiamente soddisfatto comunque del risultato ottenuto nei primi 45 minuti, non fosse altro anche di questo pareggio, anche perché la Mariglianese quando può mette il piede sull'acceleratore. È entrato un'ala sinistra, è uscito un giocatore esterno come Fiorillo, così come giustamente diceva Marco Carli. Da bordo campo si è visto soltanto a sprazzi in questa partita, ma oggi sale in cattedra Marco Chiarella, 1-2, cercando il lancio per un taglio che proveniva dalla linea difensiva del Catania, con l'inserimento di Castellini, che è andato praticamente a rubargli il posto a Russotto. Nel frattempo
cartellino giallo, il primo di questa partita. Non ne ha estratti tanti il direttore di gara, il signor Andrea Migliorini della sezione di Verona, che non mi è assolutamente dispiaciuto se consideriamo che è una partita di campionato da dilettanti. Fino ad oggi ha fischiato con quello di oggi 26 calci di rigore, ha estratto 275 cartellini gialli. Non è uno che insomma ne estrae tanti gialli, ma rossi sì, 18 i suoi rossi, di cui 7 doppi gialli. Gli altri sono stati tutti diretti e quindi il direttore di gara che ha estratto il primo cartellino giallo. Marco, qual è l'atmosfera a bordo campo? L'atmosfera a bordo campo è di un Catania che deve trovare le soluzioni, appunto, e sta provando a trovarle per riuscire a segnare il gol della vittoria. Si confrontano come sempre Zeoli e Ferraro. La soluzione in questo momento in attacco è togliere Chiarella e il cambio giovane, diciamo, fuori Chiarella e dentro Forchignone. Per il Catania dovrebbe essere questa la prossima mossa di Ferraro in questo secondo tempo. Bene, cercheremo di capire quali saranno le indicazioni poi e le traduzioni sul terreno di gioco da parte della squadra, che ha ovviamente ingranato una marcia completamente diversa rispetto a quella vissuta nei primi 45 minuti di questa partita, presa di sorpresa un po' dall'approccio tattico della Mariglianese. Andrea Russotto, l'aggancio di Andrea Russotto di altra categoria sul lato corto dell'area di porta, pallone che poi spiove, non arriva a De Luca, arriva prima però l'estremo difensore della Mariglianese K, che chiude praticamente lo spazio alla 17 della formazione rossa-azzurra. Lì Russotto può fare davvero la differenza, lo ha fatto nel momento del gol del pareggio della Catania, lo ha fatto in un altro paio di circostanze Palermo. De Luca apre a destra dove stava per intervenire Boccia, l'anticipo sulla numero 2 della Catania. Insomma, poi per Lorenzini e poi il Catania che però mette in movimento la Mariglianese all'interno dell'area di rigore. Lorenzini, non c'è fallo ma c'è una posizione comunque irregolare, l'arbitro fischia, comanda il calcio di punizione, forse c'è la falla in attacco, dice che di non avere commesso nulla Giovanni Cacciottolo, ma l'arbitro è lì ad un passo e quindi calcio di punizione è battuto. Russotto, c'è un cambio di marcatura su Russotto che adesso viene inseguito quasi a tutto campo. Si riparte da Lodi, si passa dalle parti di Rapisarda, poi di Rizzo, scusatemi, si ritorna ancora con Andrea Russotto che comunque viene anticipato, dialogo e fraseggio stretto da parte dei giocatori della Mariglianese e c'è un cambio. Marco Carli. Ed è quello, Angelo, che ti avevo anticipato in precedenza, cioè esce Chiarella, l'autore del gol e l'autore di tante belle prestazioni nell'ultimo periodo del Catania. Infatti esce fra gli applausi e entra al suo posto Forchignone, che va a occupare praticamente la stessa posizione in campo di Chiarella. È un cambio pezzo per pezzo, ma non mi è parso che Chiarella avesse bisogno di un po' di fiato, ma ci lascia perplessi nella misura in cui ovviamente non conosciamo quelle che sono invece le richieste degli stessi giocatori. E lì da bordo campo, pallone che però all'interno del rigore. Chiarella per me è stato sicuramente tra i migliori in campo. C'è il fallo che commette nel frattempo Somma, l'arbitro se ne accorge e comanda il calcio di punizione a favore della Mariglianese. 65 minuti dall'inizio di questa partita, il risultato è di 1-1. Il Catania, ricordiamolo, è andato sotto nei primi 45 esattamente al minuto 14esimo, quando Maidana ha castigato Peters. Poi per arrivare al gol del pareggio
abbiamo dovuto attraversare Forca Gaudine di un calcio di rigore intercettato da K e battuto da Lodi, per poi arrivare proprio al gol di Chiarella sulla giocata di De Luca, sull'assist di Andrea Russotto, sul tiro di Russotto, sulla respinta ancora una volta di K e poi l'intervento di Chiarella. Rimessa con le mani per la Mariglianese e sentite il sottofondo ovviamente dei cori dei tifosi del Catania. È la prima contro l'ultima, ma il risultato adesso è in parità, solo in parità potremmo dire, ma per come avevamo visto nei primi 45 minuti la Mariglianese qui non è venuta assolutamente ad erigere barricate. Forse la prima squadra che giocando questo tipo di calcio non è stata violentemente, uso un termine ovviamente improprio nel segmento calcistico, castigata dal Catania che ancora ha impennato un po' i tempi delle giocate, ma la Mariglianese sembra aver preso praticamente le distanze. Sì, è una partita che nel secondo tempo è cambiata totalmente, in quanto il Catania ha preso il predominio del gioco, della forza fisica, del sistema tattico, anche perché la Mariglianese non sta più riuscendo a ripartire con qualità, avendo dovuto fare dei cambi. Probabilmente i giocatori più importanti non avevano più la birra per poter impensierire il Catania. E adesso vediamo com'è invece la Mariglianese, che ha messo in campo due centrocampisti centrali, sia Petruccelli che Garritano, che sono due che si sono messi lì a fare densità in mezzo al campo. C'è un'altra sostituzione, Marco. Sì, perché c'è il ritorno in campo di Sarno, ultima le sostituzioni il Catania con Sarno al posto del capitano Ciccio Lodi. Ovviamente cambia anche l'impostazione tattica, perché ci sono 4 giocatori di chiara propensione offensiva come Sarno, Russotto e Forchignone, che andranno alle spalle di De Luca. A centrocampo restano Palermo e Rizzo. A te. E qui cambiamo praticamente impianto di gioco, soprattutto non tanto l'impianto quanto ovviamente la propensione della squadra del Catania, che adesso scivola giù con Andrea Russotto. Lo scambio nel breve sulla versante di sinistra, il palleggio con Palermo che prova ad aggirarsi tra due avversari, viene braccato, preferisce scaricare per Rizzo. Da lì a Somma siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, sul fronte di destra Boccia applauditissimo allo scadere dei primi 45 minuti per una diagonale pazzesca. Castellini di testa non ci arriva, il campo è finito, la rimessa con le mani è consegnata agli avversari. E adesso è 4-2-3-1 secco da parte del Catania, con Palermo e Rizzo davanti alla difesa, con Russotto largo a sinistra e Forchignone largo a destra, e i due davanti con Sarno che è proprio dietro alle spalle di De Luca. C'è Palermo e c'è il calcio di punizione, l'arbitro lo fischia a favore del Catania, formazione rossazzurra che ovviamente questa partita la vuole assolutamente vincere. C'è Sarno, la posizione così come ci hai detto tu, più centrale, e adesso si riparte con Rizzo, con la possibilità di Somma di fare praticamente l'amministratore della prima linea difensiva del Catania. Lorenzini prova ad appoggiarla per Russotto, deviazione, rimessa con le mani. Castellini, si va a vedere Rizzo, preferisce invece scaricare su Palermo, ancora una volta Castellini, braccato stretto da nuovo entrato Garritano. Grande movimento ma anche possibilità di sganciarsi tra le linee. Giocatore con la maglia numero 20 della formazione ospite, Andrea Russotto. L'1-2, pallone che spiove sull'altro fronte, è troppo lungo, troppo profondo, non riesce nessuno ad arrivare sulla sfera. Inutile il tentativo di Forchignone di andarlo a recuperare. Ricordiamo di Forchignone un inizio di campionato incredibile, poi è andato via via a
perdere probabilmente quello smalto e quella lucidità, ma soprattutto quella potenza di impatto che lo aveva visto protagonista nelle prime giornate di campionato. Poi ovviamente su quel fronte l'arrivo di Carella ha messo tutti quanti a tacere, e adesso l'avvicendamento che francamente ci ha lasciati un po' perplessi. Poi chiederemo a Marco Carli, no, se Carella aveva chiamato il cambio o precauzionalmente, proprio perché ancora non è al 101% la condizione, ma Carella di oggi è parso davvero un giocatore in grado di poter gestire tranquillamente tutta quanta la partita. Non so se Marco Carli ha avuto qualche percezione a bordo campo. Marco? No, percezione no, credo che sia stata una scelta tecnica. Attenzione perché la posizione è regolare per De Luca, qua c'è calcio di rigore, cartellino rosso, non ci sono mezze misure, questo è rosso diretto con De Luca, difatti lo esce soltanto giallo in una chiarissima azione. La rete è andato praticamente Mario K direttamente a cercare i piedi di De Luca, e qua è una decisione che ci lascia perplessi, perché se non è chiara azione da rete questa ditemi voi qual è. Tant'è vero che adesso Rizzo va a parlare col direttore di gara, abbiamo parlato bene di questo direttore, guardate qua è davvero, questo è rosso per tutta la vita. Si aspettava certamente K rosso, invece anziché del rosso gli è arrivato il giallo, ma rimane comunque il rigore per il Catania. Ancora una volta De Luca è stato quello che è andato a cercarsi il calcio di rigore, e dalla bandierina tutto è pronto per la battuta, ma questo, scusatemi, ma era calcio di rigore e cartellino rosso su tutte quante le latitudini del calcio. Non può assolutamente cambiare. C'è Sarno dal dischetto, entrato nei secondi 45 minuti, la rincorsa di Sarno, il gol del Catania che arriva dagli 11 metri con la battuta di Sarno, che va a festeggiare giustamente sotto la curva nord del Catania. L'abbraccio di De Luca, l'abbraccio di Palermo, poi quello di Rizzo, poi quello di Forchignone, le bandiere che celebrano il sorpasso del Catania in termini di punteggio di questa partita. Siamo stati sotto per un gol nei primi 45 minuti, ci sono voluti 2 calci di rigore, una grande giocata di Chiarella per mettere giustizia a questa partita. Rimane ovviamente la circostanza che l'arbitro non se l'è sentita di estrarre il cartellino rosso a Mario K, autore del fallo ai danni di De Luca, e difatti Sarno ritorna prepotentemente in campo e con freddezza assoluta realizza il gol del 2-1 della Catania contro la Mariglianese. Ci vuole fegato per battere un calcio di rigore, ma la rincorsa di Sarno, portiere da una parte, palla dall'altra, portiere che non doveva esserci in questa partita, quantomeno in questa battuta del calcio di rigore. Quello è rosso tutta la vita, non so che ne pensi. No, sono pienamente d'accordo, ma voglio sottolineare la giocata di Sarno, che ha messo a tu per tu col portiere De Luca, una giocata sontuosa, e De Luca ha fatto la cosa giusta, ha cercato di saltare il portiere, che ha fatto un fallo secondo me da rosso. Impeccabile l'esecuzione del rigore poi da parte di Sarno. Sul primo rigore battuto da Lodi, rigore sbagliato, grande intervento da parte di K. Diciamo che è un po' a metà, ecco. Va bene, 50-50, quello di Sarno ineccepibile, portiere da una parte, battuta all'angolino dall'altra. Se non battezzi il palo giusto non ci arriverai mai, probabilmente non ci arrivi manco se battezzi il palo giusto. Sarno ha battuto benissimo, ma è stato anche il propositore dell'azione, che ha visto De Luca all'interno dell'area di rigore essere praticamente abbattuto da Mario K. E adesso vediamo la reazione della Mariglianese. Vi abbiamo parlato di una squadra che ha giocato un tempo, non dico da prima della classe, ma molto vicino alle posizioni da playoff, piuttosto che essere l'ultima.
e adesso Mariglianese che ci riprova ancora con un lungo lancio da parte di Maidana, capocannoniere di questa squadra, partendo dal centrocampo, ma pallone troppo profondo, il campo finisce, la rimessa dal fondo ad opera, ricordiamolo, di Groaz, che è entrato in campo nei secondi 45 minuti per consentire il cambio con Vitale. Marco Carli. Intanto c'è un cambio, c'è stato un cambio nella Mariglianese, è entrato Barisone al posto di Bacio Terracino, dunque è il quarto cambio per la Mariglianese subito dopo il gol su rigore del Catania. Ti dovevo una risposta per quanto riguarda Chiarella, la sensazione è che in questo momento si stia tenendo d'occhio il minutaggio del giocatore, perché è stato spesso sostituito attorno al 60°, al momento questo è il minutaggio che ha al momento sulle gambe il giocatore del Catania, mentre Forchignone si è spostato a sinistra. Poi chiedo Lumi, mentre qua non c'è nulla, chiedo Lumi anche a Carlo Breve. Mi sembra che Russotto sia tornato un pochettino più indietro a fare quasi la mezzala, mentre Forchignone gioca a sinistra con Sarno a destra e De Luca al centro dell'attacco. Sì, diciamo che innanzitutto volevo sottolineare come i cambi della gara abbiano proprio inciso sul predominio del Catania. Il Catania ha una rosa ampia e profonda e i cambi invece della Mariglianese non hanno dato lo stesso effetto, e quindi sicuramente è una partita totalmente diversa. Per quanto riguarda i cambi che dicevi tu, aspettiamo un attimino a vedere come si è sistemato un po' il Catania. Sembra che Russotto sia un po' sulla linea dei centrocampisti, il Catania si sia rimesso con un 4-3-3 con Russotto mezzala sinistra. E questo probabilmente sì, vediamo se andrà a pregiudicare, perché Forchignone probabilmente non vale Russotto in quella posizione per quello che abbiamo visto nelle prime battute dei secondi 45 minuti, cioè da quando è entrato in campo Andrea Russotto, che però giustamente, come dice Marco Carli, si è andato a trovare uno spazio in posizione più centrale, meno defilata sulla corsia. Forchignone si è andato a collocare a sinistra. Vedremo l'efficacia di questo tipo di ragionamento tecnico. Russotto adesso piede invertito, va sulla fronte di destra, riesce comunque a mettere un pallone all'interno dell'area di rigore. E K, che per quanto ci riguarda questa partita, dal minuto del gol della Catania, del calcio di rigore, non doveva più esserci, perché quello rimane, secondo noi, un cartellino rosso diretto. Evidentemente l'arbitro non se l'è sentita di sparagliare le carte in tavola, e questo è poi il risultato. Russotto all'altezza del cerchio di centrocampo, adesso prova il Catania a muoversi sul versante di destra, il movimento per De Luca all'interno dell'area di rigore, poi arriva comunque K. Buona la scelta di tempo dell'estremo difensore, è stato bravo Boccia a crearsi lo spazio su quella corsia. Castellini di testa all'indietro, arriva però Groaz e mette il pallone praticamente in sicurezza. Il Locri sta vincendo 2-0 e dimostra ancora una volta di essere, diciamo così, di fare un campionato quasi a sé per il secondo posto, dopo che tutti quanti hanno mollato, ma circostanza che avevamo in un certo qual senso confessato dopo essere stati ospiti proprio del Locri. C'è un'altra sostituzione, prima ne parliamo con Marco Carli della sostituzione. Marco. E l'ultimo cambio, sì, anche per la Mariglianese, esce Maidana, l'autore del gol del parziale 1-0 per i campani. Al suo posto entra il numero 17 Schena. A te. Eh sì, è entrato un attaccante centrale, adesso praticamente gioca con Schena, che va praticamente a fare il riferimento offensivo con Barisone, che gioca la posizione di ala destra, lui che comunque è un'ala sinistra, gioca a piede invertito con Corbisiero, che invece si è andato a creare lo spazio proprio sulla versante di sinistra, autore anche di questo tentativo di lancio in aria, controllato comunque dal Catania. Groaz evita che il pallone vada oltre la linea del fondo, consegnando così il calcio d'angolo agli avversari. 80 minuti
10 allo scoccare della fine di questa partita, che rimane comunque una bella partita di calcio, no? Perché se vogliamo proprio metterla sul piano numerico, la prima della classe contro l'ultima della classe, e a volte gli ultimi possono comunque fare bella figura al cospetto delle prime. Non ci sono assolutamente questi punti di distacco così incredibili tra il Catania e la Mariglianese per quello che abbiamo visto oggi. Sicuramente ora il Catania, se vuole un attimino riassettare l'assetto tattico, perché mi sembra abbastanza scoperto in mezzo, potrebbe decidere di far uscire De Luca e mettere un centrocampista di ruolo. Difficile, che però Questo sono possa stati fatti capitare. 5 cambi, Vediamo, e quindi gioco forza è così. La giocata di Forchignone, salta il primo, salta il secondo, prova a saltare anche il terzo, poi la serve di tacco per Russotto in posizione centrale. Russotto carica, prova a mettere la pallone ancora una volta per Forchignone all'interno dell'area di rigore. L'arbitro vede il fallo sul numero 11 della formazione rossazzurra, comanda il calcio di punizione. Forchignone si prende il cartellino giallo per simulazione. Ha visto il fallo di Forchignone, che aveva saltato 3 avversari, poi aveva cercato di simulare un contatto al limite dell'area di rigore. L'arbitro ha fischiato. Inizialmente pensavamo che avesse fischiato la punizione per il Catania, invece è andato diretto col giallo all'indirizzo del giocatore con la maglia numero 11 della Catania, estraendo il cartellino giallo. Le proteste comunque non severe di Forchignone, che evidentemente ci aveva messo un po' di suo. E adesso la Mariglianese, che comunque mancano ovviamente 8 minuti più il recupero di questa partita, non le par vero che è sotto solo di una rete rispetto alla super corazzata Catania, e prova a giocarsela. Catania che adesso prova con De Luca, controllo di De Luca, l'apertura per Rizzo, poi Rizzo gli chiamano l'uomo, la fretta della capitano del Catania, poi arriva Esposito, mette il pallone fuori e vedremo quello che succede, perché lì rimane infortunato Boccia, anzi no, è Palermo che si è rialzato proprio in questo istante. Non ci sono comunque problemi per il numero 23 della Catania. Boccia invece è quello che sta rimettendo il pallone nuovamente in gioco con le mani all'indietro per Somma. Somma poi dialoga ancora una volta con Palermo. Ultimo tocco del giocatore della Catania, rimessa con le mani, palleggio veloce dei giocatori della Mariglianese, scarico all'indietro per K, che riparte nuovamente lasciando lo spazio per Massaro, posizione centrale, e ancora duelli lì in mezzo al campo. L'anticipo, insomma sta giocando davvero una buona partita. Lorenzini, si fa vedere De Luca, poi Russotto, lo scambio tra i due, da davanti c'era Palermo troppo blando, si stava avvicinando pure Sarno nel punto nevralgico dell'area di rigore, e ci sono problemi per il giocatore del Catania, per Palermo. Vedremo cosa succede. Su di lui c'è K, estremo difensore della Mariglianese. K è praticamente al controllo di Palermo. L'arbitro finora non ha fermato il gioco. Palermo che rimane dolorante per terra. Dobbiamo mettere la palla fuori nel più breve tempo possibile. Ci prova invece la Mariglianese. In 2 tempi arriva poi l'intervento di Groaz, o meglio dopo un rimbalzo, e Groaz adesso saggiamente mette il pallone fuori. Si è infortunato Palermo, che continua a non alzarsi, e vediamo che cosa è capitato. E finora nessuno però è arrivato a destinazione. Non se ne è accorto neppure lo staff tecnico del Catania su Palermo. Marco, che succede? Se ne è accorto lo staff tecnico, anche perché infatti già adesso stanno segnalando ai giocatori
come cambiare l'atteggiamento tattico sulla base dell'eventuale uscita di Palermo. Il Catania ha già fatto tutti i cambi, dunque Catania sì, che passerebbe né da una parte né dall'altra, che passerebbe fondamentalmente a un 4-4-1. Queste sono le indicazioni nel caso in cui ovviamente Palermo non ce la facesse, ma bisogna vedere un po' cosa succede. Palermo che è rimasto a terra poco fa, ha provato un altro scatto e adesso è ritornato nuovamente a terra. Adesso si alza, ma bisogna vedere se avrà la possibilità di ritornare in campo. Si è rialzato Palermo, ma mi sembra che la smorfia di dolore sia particolarmente severa. Cammina con i suoi piedi, ma non sembra che abbia possibilità, forse così apparentemente, di gestire questi ultimi 4 minuti di partita oltre il recupero. Tant'è vero che Palermo lo stanno accompagnando a bordo del campo. L'arbitro dice che ovviamente osserverà anche il recupero di questo momento, mentre dalla panchina il tecnico del Catania Giovanni Ferraro dà indicazioni ai suoi uomini. Palermo, smorfia di dolore per Palermo, poi si riavvicina nuovamente alla linea che delimita il centrocampo e dice che comunque riesce a gestire questi minuti finali di partita. Mariglianese che prova Sarno a lungo, poi Di Piscopo prova a chiudere ancora una volta, difensore centrale della Mariglianese direttamente a K. 3 minuti e più il recupero. Quello di Palermo è un problema per il Catania, perché in questo momento in campo c'è un solo centrocampista in buone condizioni, che è Rizzo, un adattato che è Russotto, e Palermo che sicuramente in questo momento potrebbe rischiare un infortunio serio se ancora prova qualche strappo. De Luca messo il pallone fuori, ha detto agli avversari un attimo, consentiamo a Russotto di rialzarsi. Palermo che ovviamente giocherà con difficoltà questi minuti di partita, non deve forzare in questi casi, perché non si comprende se sia stata una botta, gli esiti di una botta, o forse qualcosa che interessi i muscoli. Russotto nel frattempo con Forchignone, lo scambio di Forchignone per Rizzo, poi Palermo da fermo la gira sul versante di destra del campo, prova ancora una volta il Catania a mettere un pallone incredibile all'interno dell'area di rigore. Il duello con Russotto, stavolta ne viene fuori bene Massaro, ha giocato una buona partita questo ragazzo, classe 2001 della Mariglianese. Su quella fronte c'è anche Forchignone che adesso si defila. Ancora Massaro, controllo di Massaro, gioco di gambe, Forchignone l'ultimo a toccare il numero 11 del Catania. Massaro gli ruba la rimessa con le mani anche in questo caso. 1 minuto e mezzo alla fine, poi vedremo quale sarà il recupero e ovviamente Marco, quando avrai indicazioni sul recupero ovviamente ce le fornirai, ma ancora non sembra che siano state girate alla bordo campo, sì, Marco, sì, eccomi qua, si sono 5, saranno 5 minuti di recupero, dunque ne mancano 6 alla fine della partita. 5 minuti di recupero quando andrà a scoccare il 90esimo, e cioè tra 45 secondi. 5 minuti che saranno 5 minuti comunque complicati della Catania, con la Mariglianese che continua a cercare comunque di uscire da questo stadio tra gli applausi del Massimino. Non ha mollato mai un attimo la squadra di Pasquale Sena, castigata da una Catania nei secondi 45 minuti. 2 calci di rigore non erano serviti. In mezzo c'è stato il gol di Chiarella che ha fatto la differenza finora, ovviamente oltre la realizzazione dagli 11 metri di Sarno, per dare al Catania la possibilità di gestire questo recupero con il risultato di 2-1 contro la Mariglianese. Ancora
formazione bianconera con Massaro che apre sulla destra, stavolta capiscono tutto quelli del Catania, si fa vedere davanti De Luca che non viene però servito, ai gioco fermo, cartellino giallo, intervento direttamente sul portatore di palla da parte di Boccia, si becca il cartellino giallo in questa partita, lo spende così, era davvero in ritardo e ha preferito evitare di correre ulteriori rischi. Il numero 2 della formazione rossazzurra, ricordiamoci che oggi Rapisarda non c'era e questo è un cartellino giallo che ci sta. Ovviamente intervento pallone lontano direttamente sulla piede d'appoggio dell'avversario. Mariglianese che batte un calcio di punizione, sono 5 le maglie bianconere all'interno della rigore, c'era quasi arrivato di testa lì in mezzo Monteleone, che però adesso si chiama fuori. Monteleone che, seguendo uno schema tanto caro alla Catania, si era andato a cercare fortuna utilizzando i centimetri a disposizione, lui che di lavoro da Città di Sant'Agata al Marsala sempre fatto il difensore, trovarsi lo slot libero per andare a girare di testa, pallone che si è perso fuori. Si gioca a centrocampo e la Mariglianese guadagna un calcio di punizione. Sono trascorsi praticamente 2 minuti dei 5 di recupero concessi dal direttore di gara. Petruccelli, centrocampista centrale di questa squadra, subentrato nei secondi 45 minuti, batte il calcio di punizione, dicono batti la lunga, batti la lunga, batti la profonda. Petruccelli la batte, poi arriva Somma di testa, allontana, gioco di Russotto dopo che è arrivato Sarno da quelle parti. Andrea Russotto tra due avversari, saggiamente Russotto si prende il calcio di punizione. Di vicino c'era Forchignone. Francamente non mi è piaciuto tantissimo l'esperimento di Forchignone esterno a sinistra, preferivo Russotto 1000 volte 1000, però tant'è che è così. Si è fatta di necessità virtù, avendo un centrocampista in meno. Russotto ha più le caratteristiche di Forchignone di andare nella linea dei centrocampisti. E adesso veniamo con Lorenzini che svetta di testa su Schena, attaccante centrale, subentrato nei secondi 45 minuti al posto di Bacio Terracino. Mariglianese che adesso sbaglia con Massaro, ne approfitta il Catania con De Luca che va praticamente tra 4 avversari, gli fanno il torello, poi Lorenzini con calma ma con autorevolezza, la posizione positiva e regolare per Sarno che adesso può avanzare, palla al piede all'interno dell'area di rigore, prova il cucchiaio che non gli riesce. Intervento ancora una volta importante e prodigioso da parte di K che chiude praticamente lo specchio della porta a Forchignone, che si vede praticamente respinto il tiro in chiusura. E adesso mancano praticamente 40 secondi alla fine di questa partita. Il Catania in vantaggio per 2-1 contro una Mariglianese che non ti aspetti allo stadio Angelo Massimino. Mariglianese che fino alla fine sta provando a mettercela tutta per trovare un risultato di autentico prestigio. Attenzione, la ripartenza della Mariglianese, perdiamo palla al centrocampo, ci ricompattiamo però solamente sulla linea difensiva. Lorenzini che comanda la posizione poi di Andrea Russotto, pallone che spiava all'interno dell'area di rigore. Il gioco però nel frattempo è fermo perché è stato commesso fallo in attacco, deve praticamente rialzarsi Somma. E chiudiamo questa partita con Palermo che rialza nuovamente Somma, con l'arbitro che ha fermato il gioco, con Russotto che nel frattempo si rialza anche lui, e con i tifosi del Catania che aspettano da questo momento in poi
il triplice fischio del direttore di gara, del signor Andrea Migliorini.